Scatman's World. Bella ragazzi, il comandante veneziano, siamo sul PES 2016, siamo a Milano, Milan-Frosinone, quindi sulla carta una partita già vinta. Il Come deve svegliarsi, speriamo di svegliarci proprio contro il Milan, contro il nostro Milan, che anche se farà cagare siamo sempre la nostra squadra, quindi ti faremo sempre fino alla fine. E siamo qui a San Siro, non bene, bene la squadra, comunque bene, ma male, male. A livello di gol, le prestazioni ci sono anche, però sono una punta, mancano completamente i goals. Marione, attenzione, subito parte bene, purtroppo la C Milan di Milano. Il Kuman anche in fuorigioco, non bene. Dai, cazzo, non possiamo non vincere col Milan. È brutto da dire perché sono milanista fino alla fine, cioè nel senso sono proprio in completa sofferenza. Mamma mia, raga, primo tempo noioso come le partite del Milan, veramente molto coerente il tutto. Non un'azione da gol. Attenzione, madonna, qua subito un'occasione, ma Alex mi ferma, ma puttana miseria. Tanto Milan ha fatto un acquisto, ha comprato Fernandes. Proprio un gioco che il Milan riesce a comprare giocatori. Vai. Il Kuman lento, e poi sbaglia il pass. Niente, non ci siamo proprio. Non riusciamo a fare gioco. È la prima volta in una modalità. Aia. Gol del Milan, incredibile. Mario Balotelli. Buggato il gioco, ragazzi, buggato. Gol di Balotelli, tutto buggato. Non ho parole. Non ho veramente parole. La prima volta comunque non diventa un mito che ha fatto solo 3 gol. E siamo già alla 14ª giornata, mi sembra. Cioè, veramente un disastro. Per quanto la squadra, insomma, con Frosinone essere decimi in classifica non è male. Però non ci siamo con prestazioni individuali, non ci siamo proprio. Anzi, Bertolacci che fa un passaggio giusto, altra cosa incredibile, attenzione Menez, ancora Menez. Sono anche in fuorigioco, porca pupatola. Ma non così, non così. Credo che me la passano anche di merda però, Bravo come qua veramente di cuore, ma no! Ma no! No vabbè, ma allora fanno apposta però, dai, non puoi passarmela così. Ma non puoi passarmela così. Bravissimi. Niente, dopo quando tocca ridarmela, niente. Attenzione, il Kuman in trainer è molto cattivo. Il Kuman è cattivissimo. Passaggio del Kuman! E c'è il gol del Frosinone! Su assist micidiale di veneziano, Longola in sacca. Kuman uomo assist, signori. Grande Kuman, che assist, ragazzi. Che assist del talentissimo, che è tornato almeno a fare un assist, porca puttana. Intanto il Milan prende gol, come sempre, dai, tutto coerente. Catroia. Buonaventura, attenzione a Jack, l'uomo migliore del Milan, attenzione a Jack. Balotelli fa una cosa impossibile, grande, le ali. E c'è il gol del Milan, incredibile. Prendiamo subito il 2-1. Con Fernandes, vabbè. Non ho parole, miracolo di Reali, poi dormiamo. Peccato, l'avevamo appena ripresa. Mentre ciofani. Niente, siamo proprio sfigati, non c'è niente da fare. Mamma mia, il Kuman però va veramente via di cuore. Qua se la allunga purtroppo. Ma la riprende ancora di cuore e la riperde ancora del cazzo proprio. Scusate raga, ma ci voleva questo. Attenzione, Super Mario. Bravo ancora Leale. Meritiamo il pareggio, ma siamo sfortunati. Bellissima questa. Passala in mezzo. Il Kuman di intuffo, non ci credo. Oh, non ce ne va bene una però,
Non ci credo, parata di Diego Lopez sul bel tiro in tuffo di Veneziano al volo. Meritiamo assolutamente il pareggio a San Siro, ma ripeto, non siamo molto fortunati, bravo ancora qualcuno. Alex me la ruba veramente bene purtroppo. Ma 3 di recupero, ormai è finita. Buttato via un punto veramente. Qua Veneziano ha fatto una cosa un po' troppo difficile. E niente, il Milan va a vincere, ma immeritatamente, vabbè. Attenzione, Bertolacci, no, beh, anche il gol di Bertolacci. La beffa segna il coglionazzo di Bertolacci, non ci voglio credere. Vabbè, 3-1 contro il Bologna al Matusa. Si sbloccherà il cume anche dal punto di vista realizzativo e non solo di assist. Dai, siamo 12esimi in classifica. Ancora messi bene. L'obiettivo è la salvezza. Attenzione, niente qua, purtroppo non arriva il passaggio per il cume. Però l'assist ha fatto morale a San Siro. Veneziano, infatti la recupera di gran carriera. La mette in mezzo. Non ci credo. Sì, però ragazzi, veramente, cioè, dobbiamo andare a Lourdes, Dobbiamo andare a Lourdes. Attenzione destro, no, il primo tiro però, destro, grandissimo. Leali sta salvando il culo, Sono un po' in fuorigioco, adesso arrivo con calma, stavo guardando una zoccola in tribuna, scusate, raga. Crazy Tig. Buono, dai che andiamo. Distendiamoci. Sì, come non aspettarla però, grazie. Attenzione a Falco, grandissimo Lea, ma arriva il gol. Porca troia, oh. La difesa dorme. Dobbiamo svegliarci adesso, però non possiamo perdere un'altra in casa col Bologna, Cristo santo. Buona sponda subito, attenzione, eccolo qua, ecco che ci sblocchiamo, e subito Veneziano pareggia, l'avevo detto, io sto qui. Grandissimo Kuma. Subito grande azione Frosinone, pareggiamo subito. Grandissimo, l'avevo detto, l'aveva promesso ed è arrivato il gol. E adesso andiamo anche a vincerla. Missile! Mamma mia. E quando il Cume si sveglia ne mette sempre almeno 2. Vediamo se è così la sentenza. Vogliamo la sentenza cumendiana. E intanto la ciociara oggi me la cala. Mbaye. Cosa fa Mbaye? Attenzione, Super Bologna, ha scatenato il Bologna, ai. Taider, Mbaye. Bravi raga, no, cosa abbiamo sbagliato? Non dare i rigori ti prego. Che culo. Veneziano recupera un pallone splendido. Dai ragazzi, lungo veneziano. Falchetto, attenzione al Falco. Aia, gol. Eccola là. Ragazzi, il Bologna trova il gol con troppa facilità. Anzi, tutte le squadre trovano gol con facilità in questo momento. Peccato, dai. Partita ancora lunga però. Però che cazzo, avevamo appena pareggiato e subito ci cazzano il 2-1, cioè. Veramente frustrante, Buono, ti prego, non è fuori gioco. Fanculo. Tifosi del Frosinone sono comunque soddisfatti della prestazione a livello offensivo. Il problema, come sempre, è la difesa.
Ma dov'è il fallo? Ma dai, ma per cortesia. Ma per cortesia. Stiamo zitti che è meglio, va. Bravo, buttala via però, bravissimo. Dai che dobbiamo ripartire. Niente, la perdiamo, centrocampo sono superiori. Brienza, Francuzzo. Ottima sponda del Cume. Buttami... No, ma non puoi farmi sto errore, andavo in porta, ma dai. Andavo in porta, la puttana. Attenzione Brienza, va in porta lui. Grande Leali. Grande Leali, super Leali, fi. Il Cume di testa, la spazza. Primo tempo non negativo, però alla fine perdiamo anche oggi. Aia. Vai, fai i numeretti sto stronzo. Come la butta su, ma è finito il primo tempo, 2-1. Adesso mi ammonisce anche, dai, ammoniscimi figlio di puttana, dai. Ma vai a fare in culo, va. C'è rabbia in veneziano, è frustrato perché comunque la squadra gioca. Adesso che segno e faccio assist, perdiamo, è pazzesco, cioè, è incredibile. No, il Cume è stanchissimo ormai. Sì, sì, è stanchissimo. Siamo ancora troppo scarsi. Freddy recupero, veneziano prova una sponda improponibile che riesce però. Attenzione! No, Rossettini, dai. Ma speriamo di vincere almeno la terza, cazzo. Attenzione destra, addirittura il 3-1. Grande Leo, Leale è forte però. Ragazzi, contro il Chievo Verona, match salvezza. Siamo ancora 14esimi, per fortuna 14 punti. Insomma, per fortuna vanno piano tutte. Però adesso la voglio... non posso fare 3 sconfitte in 3 partite, eh. Dai, per cortesia. No, brutto fallo. Speriamo non nella munizione subito. Dai ragazzi però, dai ragazzi, su. Preghiamo la Paloschi, Paloschino, c'ho Paloschino. Per fortuna fuori, adesso mi ammonisce, vediamo se ammonisce lo stronzo. No, per fortuna no. Dai, qua voglio i 3 punti, li pretendo sinceramente, eh. Paloschi. Vai Cume, bello, questo grandissimo passaggio. Non sprecare tutto così però, dai. Non puoi sprecare un passaggio del Cume così. Buono. Buonissimo, bravi. Dai che andiamo in aria. Dai che andiamo in aria. Passaggio del Cume e c'è il gol. Gol del Frosi. Tonev, 1-0. Quarto assist di veneziano in carriera. 4 gol e 4 assist, incredibile. Una punta centrale con 4 assist. Comprate il Cume al Fanta Scudetto, quello di... quello Android, che ci gioco anch'io ragazzi. Ero bene, ero anche tra i primi 700, poi sono un po' crollato. Comprate il Cume però, che comunque fa sempre qualcosa di positivo. Veneziano, niente da fare. Questa la dobbiamo vincere però, Fioi, eh. Paloschi, Alberto Paloschi, proprio in pronuncia inglese. Pellissier. Bravi. Io sto pascolando un po'. Torniamo in... ok. Il Cume scatta sulla del fuorigioco, tipica azione di veneziano. Il Cume prova un tiro impossibile, mamma mia, che missile del Cume. Si è svegliato l'asso veneziano. Attenzione il Cume, prova l'incornata, non arriva. Il Cume in aria, la poggia! E la poggia! Attenzione cosa fa, ecco la sorpresa! Selfie Cumendiano! E c'è il 2-0.
Bravi raga, bravi. Bravi raga, oh dai. 2 gol e 2 assist in questo video, perfetto, siamo tornati raga. Adesso vinciamo anche la partita. E portiamo a casa 3 punti fondamentali, perché se saliamo col Frosinone veramente è un'impresa, Al livello massimo. Su PES 16 sponda di veneziano che non riesce purtroppo. Attenzione, bravissimo. Bel passaggio, troppo lungo però purtroppo. Bizzarri recupera bene. Bravo Bizzarri. Buono. Buttala su. Prova la Madonna, veneziano quando è? Quando è veneziano comunque comincia a fare gol, assist, qualcosa, si gasa, non c'è niente da fare. Pellissier. Paloschi. Paloschino. Zittisce tutti i Paloschi, 2-1 micidiale. Stiamo attenti ragazzi che non è finita, Non è finita, cazzo. Attenzione, roba nostra ancora, ti prego, bravo Diachi. Dai, buttala su. Non rischiamola così, cazzo. Adesso prendiamo il gol. Ma vaffanculo, va, dai. Ma che gol di merda che abbiamo preso. Tutto per non spazzarla via, ma vaffanbrodo. Buttiamo veramente via una vittoria già nostra, vabbè. Cosa abbiamo buttato via? Ma adesso la perdiamo anche magari. Come si fa a pareggiare una partita sul 2-0 in casa, raga? Vediamo la classifica, ma le palle girate. Peccato, peccato veramente. Potevamo andare a 17, era un bel balzo, siamo a 15. In realtà il 13 siamo a 2 punti dalla salvi. Per 2 punti siamo salvi, la Juve domina, beh, chiaramente. E il Milan è fuori da tutto, come normale che sia. Vabbè, Verona che incredibile quinto. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!